Auspician Ale Pareila Fare, Ribueiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Acompañan esta transmisión Canal 6 Cooperativo Freire, FM 100.1 de Freire, Radio Impacto FM 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. Ciao ciao, come stai? Benvenuti alla programazione da Le Pareila Fare, la programazione della famiglia piemontesa Adolfo Barale Gamba Lunga, Sida Freire, Córdoba, en la Argentina, en que con la programación 157. ¿Cómo te estás, Paulín? ¿Cómo va, Paulín? ¿Cómo está tutta nostra cara audiencia? Come dice sempre mi, nauta vota pi, che suma si abbatte il tacun. Proprio para, una bella battuta tacun, come diciamo sempre, La numero 157, come l'ha detto, una presa l'auta, insomma già lì che sgraffignuma il programma da registrazione numero 160. La fare è sempre, come diciamo, viene sì a ciacciarea tarduche un po' che impiamo un taste che tan bel e tan bin a fan, mantenga attivo con la lingua. Sì. Tanta gente che ha seguito la nostra programmazione, Paulino, lo staita l'alterdì, insieme agli amici di San Francisco, e tanta gente che ha seguito, a Sñaca al día, que ha cambiado, y que condividen, más también los que condividen, comparten nuestra programación y por ahí nos aclaran un poquito cosas que no sabemos. Así que muchísimas gracias a todos, como les decía. La cuestión es venir a chacharar un rato en piemontés, Paulino. Come l'hai detto, che è una cosa che tanto mi piace e noi hai imprenduma, noi hai cercando e lo che dice la gente, pare che tra tu fuma lo che le Pareila Fare. Le Pareila fuma una bella battuta, Una mescia. Una bella pacciarina. Un toiro. Come sempre, el Piemonte tiene su idioma, un idioma menor, pero tiene su idioma. Pero también el programa de hoy vamos a hablar de las medidas, porque el Piemonte también tiene sus medidas, también como si fuera una cosa particular, digamos, no que es una cosa común en todo el mundo, pero sí el Piemonte también tiene a la sue misure, Paulín, misura o misura è la forma chiamata la medida. La medida, dalle tre forme alle 20, diciamo parere. Diciamo che secondo il posto in che venges o in che abites l'ante il Piemonte, tu le chiami la misura o emsura. La pidora, diciamo parere, è la misura. Sì, misura. In secondo posto, misura in Aieco, Belesì, Argentina, Cadiso, però sono i meno. Belesì, almeno Belesì. Sì, la parte sì, diciamo parere, che vengono quasi tutti da bin, diciamo parere, la parte centrale dal Piemonte, a quasi tutti dicono la misura. Sì, Belesì, sì. Una bella misura. Secondo che? No. E tacuma con lo più importante, diciamo parere, per misurare. Tacuma con la misura del vino, la medida del vino, Como decía ese, pone un dedo, pero no un dedo de así, un dedo de parado. Pan travestil, drit, en punta, para que el bichel bin bien. Patacuma con tutto la misura del vino, la medida del vino. ¿Cómo tenés que pedirlo? ¿Cómo se mide el vino? Secondo te è un articolo prima necessità, proprio bin necessario. Una volta, quando il sol faceva, ero patante sol, era un che andava patan bin con tutto lo che era, diciamo, la scatola chica, la caja chica, diceva parai, il governo ha da base la roba da prima necessità, il tabacco e il vino. Allora, di parecchie Se arrangiaba con un poco. Se arrangiaba con poco. Así que bueno, vamos con la medida del vino, Pablito.
es la medida más chica, digamos así, la pichita per misurare el vino. Tacuma proprio come dices ti, da basso andando su, una stisa, Una stissa di... Allora che fa poco e niente. poco e niente. Vai a misura una stissa di Roma per... Ale misura in liter 0,0003 liter. Niente. Niente. Proprio una stissa. Una stisa. Una stissa. Ben poco. È ben poco e niente. E giuri la stissa cosa è? Una cosa che già lei già... Ben una guisa. Una gussa, mai scutala? Ale così non in stisa, ma è che un po' più grossa. Una stissa più grossa, Sì. dobbiamo parlare. Già un po' più quantità. Una 0,003 liter. Así que una gusa tiene 0,003 litros. Sería 30 centímetros, sería, ¿eh? Senza l'avrò da una vela che Poco e niente. Che niente, niente. Niente. Bagni neanche la lingua. No, niente. Dopo viene una roba che, vede sì, una volta eBay, dicevo, un pie a un potrillo. Sì. Eh? Sarebbe lo che noi normalmente chiamiamo il vaso. El vaso, el En bicer. bicer o en bichel, secundante che vengas del Piemonte, che lì val già la pena, 0,20 liter, 200 centimetri. 200 centimetri è una cosa che ti scauda già quasi l'uria, diciamo per ahí, né? Diciamo che se la 6 è la gara. E la pia mesa, diciamo per ahí che... Mesa impresa? Sì, mesa impresa, pitte barba, no? No. Va a tagliare No. il gambe. Sì. Casul, Paolin. En Casul sarà quasi la medesima, diciamo, misura per misurare lo che acá le decimos la porción de la baña, la porción del locro, quasi, ¿no? Saría... Destra, sì. Sì? Lui ha 0,70 liter. È quasi un litro, là. Due bicchiere in top. È quasi 3 bicchieri. Sì, sì. Lì già, quelle senciucchette, diciamo, per Es vero che il casul sia le per niente cheat. No, ma ti scordi che una volta en Tlecà, tan sia la paella per la frittata, la sartén para hacer la frittata, digamos así, y eu fricassà, había una paella che era, adventrava una docena quasi, né? Sì, ma ne erano tanti in ca, è lì lo che passa. Cioè, il casul, lo che io giusto a parlare, a contete, il casul, era un casul, ben una cosa, ben grossa. Ma ti ricordi che ventavano pinire il caffè al leit, il tasum lì, smaltato, mi diceva una volta che era grosso, che sapevi spasa era una tassa o un tipino, era lì tramesso. E dopo quando abitavo la nostra, la suppa, come le decimos acá, abitavo lì, tempini smacco un lì, e chiamava spanauta, va. Quando mangiavi o scusavi da casa? Proprio per ahí. E la butta, vai che quantità ha la butta di vino? Una butta o una bottiglia ha un liter e vino. Un liter. Un liter, giusto. Un pintun. Il pintun ha una butta, una bottiglia più grossa e contiene 2 liter. 2 liter, 2 liter. La gente del Piemonte ha lì che ha la nata casgava con il filet fer. Sì. La butta con il filet fer, che bellissimo fa questo, ma tutta la birra sì, avven con diciamo pare con il quers lì. Sì, però il vino no. Il vino. Il vino no. Tra me la butta e il pintun hai una pinta. Una pinta. Una pinta. È un po' piccita che il pintun, è un po' più grosso che una butta. Un liter e mezzo. Un liter e mezzo. Belle sì, acá en Argentina la pinta le decimos a el balón de la cerveza, del chop de la cerveza, una pinta de cerveza, de la birra, diciamo para. Chi no, ma è mio, Haces mio. Sì, arroba. Un sigillin. Un sigillin. Lo che belle sì, niente chiamiamo il baldo. Sì, sarebbe piuttosto il sigillin è sempre in baldo.
sempre Natola, Natola. la 20 liter è Natola, perché e in Sigilin sarebbe come che lì che sdurava che aveva dal pus, una roba per parei. Che lì che amnesia Lele, ti scordi Sì. che Lele una volta amnesia con il coso Tola a 4-5 liter. Sì. I primi erano 5 liter, dopo amnesia 4 liter. Dai in tel ciò, perché giusto appunto dice che in Sigilin ha 5 liter e vino. 5 liter e vino. Eh? Un baldecito di vino. Un baldecito di vino, con che lì una piese. Non c'è spanau. No, vadremo fino a domani. Non c'è spanau. Cuite pure tranquillo che vadremo sicur, Paolino. Dopo non ha seguito un butalin. Un butalin sarebbe un butal, ma un po' piccino. Un po' piccino. Non patancite, contiene sua bella quantità, 40 liter. 40 liter al butalin. E gamne un po'. Una brinta, come dici, Paolino? Guarda, se content il post del Piemonte che ci è. Ah, Brinta di scasesmia un po' più, attira un po' più l'italiano. ah, Brinda sarebbe più un nome di campagna, ma appena ciamela come vede, Brinta o Brinda. o brinda. Clalia là 50 liter. 50 litri all'ancodime che per lì è un po' che più, un po' che meno, perché del volte lo sgrandio un po' piuttosto. 50 è 50 è subia. è subia. 50 è subia. È subia, sì. È un butal. 100 liter. 100 liter. 100 liter. Eh? 100 liter. 100 liter. Guardati, 100 liter è un butal. Una bella... Mi dire che il butal sia 100 liter sarebbe più o meno la bordalesa, no? La bordalesa, il tonel. Sì, che tante volte dicevo bordalesa, però è sempre un butal, però poi il coach ha messo bunsa, tina in piemontese, Sì. 100 liter la bordalesa nostra, più o meno. La questione è che sia 100 liter di. Dopo Che lo sia, diciamo da forma che ti vede. Che sia piena. Che sia piena. Che sia piena, per carità di Come l'hanno Dio. buttato una l'altra volta che guidavo il vin, il bicchiere, e basta, no, basta, ma che sia pieno. Basta, ma che sia pieno. Basta, ma che sia pieno. E una volta, come l'uomo ha contato, quando l'uomo fa la programmazione della ferrovia, che hicimos la programmación del ferrocarril, el vino a Freire, los primeros, digamos así, distribuidores de vino, iban a esperar el vino al ferrocarril, Sì. Iban a esperar el butal, insomma, per ahí, alla ferrovia, alla stazione del treno, per pie il vin camnesia da usare l'avranno l'idea, né? Penso che se, come dice Sti, una volta andasi io spettello parei alla stazione del treno e in contenitore, in vase cita spiava poco e niente. No. Minim la damigiana. Cioè, minim la damigiana. Che vede si chiama la damigiana, ma squadra sempre più il butal o lo che a casa chiamiamo la bordalessa, Sì. con le spicche, abitavo le spinelli, le spicce, cioè, e piantavo una bella Tanti macla. dicevo le spicce, tante le spinella. Spinella, sì. Cioè, dopo mica tan astisiava un po' e abitavo un bicchiere lì, quando passavo che Maramba, che era già a squadra pie, ta club, Per fare una tasta. Lo campavo in drinta, Per fare una tasta. e lo lasciavo tornare lì, per pa sgaire niente, diciamo, No. Ahora en Duma vamos a ver las medidas del largo, Las medidas del largo, ¿cuánto se dice tantos metros, tantos centímetros, ¿Cómo se dice en piemontés? Porque recordemos que el piemontés tiene su propia forma de decir las medidas, Así que vamos ahora con las medidas del largo, Pablito. Sarebbero in misure lunghezza. Proprio para Un feuille da 1000. una fea da 1000. Una hoja, un foglio da 1000. De 1000. Lui ha una citta misura, le proprie sottili. 0,1 mm. 1 millimetro. Una fea da 1000. 1 millimetro. Niente. Sottili. Niente proprio. Seguitalo lì, una frisa. Una frisa. Una frisa. No es la frisa que tiene No. las camperas, el mayún adentro. No, una frisa è una cosa citta, un tuchettin. Una frisa. Una frisina, una frisa. 1 millimetro. 1 millimetro tiene la frisa. Dopo continua un'unghia.
un nungia chi sarà, eh? Lo lì dipende un po'. Ah, E se le tagliamo, le mag lì, fatan rangiare. se lei da, diciamo, parlare da un meccanico, sicuramente è un po' più spessa, Un po' diciamo. più spessa. 0,7 mm. 7 mm tiene, 0,7. Eh, Non deveria pas un. a 1 Sì. mm. Ma dai. Cheat, cocit. Bin, picche, Picche. E cure sarà un po', diciamo, parlare grei asciutta, da sporchisci asciutta, Sì. La fa un po' più spessa, Un diciamo, po' più parlare, spessa. Un mes deal, Paolino. Mes deal. Un mes deal. Dammi un po' di vin, vai de veles. Un mes deal. Che è un mes deal? En mes deal, un centim. Un centimetro. Sì, un centim. Su sia un'idea per qualche lada viste le vaccines, diciamo, para le bestie, cuando tenés que Sí. vacunar los animales y todo eso, que se mide, digamos así, con varias veces, en mes deal, 1 centimetro. Doppel long seguita un traves deal. Un traversil, Seria un deal per traverso. per traverso. Per traverso. Lo lì ha una misura da 1,5 centim. Un centim e mes. Sería pa con lungia encima, sería per lungia da can, Ecco, un traves deal, parei. un centimetro y medio. A presa long ven un pugn. Un pugn van dene niaiti quando se ciucuma. Sì, un pugn. Lo lì ha una misura da 12 centim. Así que un pugn sería el puño, el puño que se toma como medida, digamos así, estándar, 12 centímetros. Se la magnia arriva pa ma Clalit Paulin era ma più o meno 15, a passa, d'altra parte. A fa una mesa, a fa una mesa. Una mesa, Una dico, mesa. parai, No. Parai che un pugn 12 centimetri, una bella misura qua, Sì, sì. Per ciamene in bicchiere di vino, vai ne bite, un pugn, Un pugn. eh? Ha preso il pugn, una branca. Branca, una branca è una, di nuovo parai, una parola tanto durabile, sì, La quarta. Sì, Una branca 22 centímetros. 22 centímetros sería, casi representa a lo que Pablito dijo, una cuarta, una cuarta con la mano sería una branca, Una branca. che a dipende la misura della mano, come lo mi detto prima, Hai una ieco una per chi calan in manasse, Sì. Saria una bella branca. Una bella branca. La manasa grossa, una bella branca. Bueno, la branca 22 centímetros, e una bella branca 26, 27 centímetros, che lì había la mano più grande, diciamo, più grossa, 27 centímetros. Cadugna pane scopas che stica la una bella branca, No, una per cianne carità di spanauto. Dio. Sì, sì. Due branche. E le due di una. 46. 46, due branche, Cuando llegaba alle baline, cuando jugábamos a las bolitas, ¿Se acuerdan que se medía con las manos Sì. la cuarta y los dedos, Sì, Una sì. bella branca, una bella branca. Guardavo che corresse spa avanti per fare una branca un po' più lunga. Una branca è 2D, una Sì. branca è 3D, Sì. Era tutta una cosa per Sì, sì. Una brasa. Una brassa. Has dit una brassa o una brassà? Per me es dice una brasa. Una brassa. Che se uno andasse a cercare come ventria dice sarebbe una brasa, però i salames facciamo per una brasa di salame. Una brassa salame. Una tira di chorizo, una brasa di salame. Una brassa salame. E la misura di nuovo parai il salam gruppato, vai l'era lui. E più o meno 20 centimetri. No. Ah, 4 salam sarebbe 80, 5 sarebbe un metro. Un metro, belle sì, e una brassa, belle sì, lei 1,50 m, Sì, una brassa. sì, una brasa da 1,50. 1,50 m, pare che ne sarebbe un po' più. Un tir das chop, Paulín. Un tir das chop sería un tiro de explosión, de escopeta, Sì, digamos un tir así. da chop, un tir che scioppa, un tir puder. Sì. 500 metri. 500 metros un tir das chop. Suma un tir da chop da sì a tu acá. A tu acá. 500 metros. 5 cuadras. 5 cuadras, lo que acá decimos. 500 metros. Un tir da chop. Nadie sa che
Asdurava poco e niente. Truc e branca. Andrea trucche branca, andrea più o meno, sì, senza sapere vere in aien, due in tucandè, al più o meno. Per lì, Trucche ma branca, per per lì, lì, ma per lì, eh? ma per lì. Así que truc e branca, así que tenías que ir, que no se sabía la medida exacta que tenía Da que ir. a Steam, Eh, una trucche branca, por ahí nomás quedaba, ¿eh? che acerta come acerta. Sí. Ahí è una curva di Belesì, che avviso che lei dal nord, hai sito nomás. Ahí cito nomás, ¿eh? Va finché il diavolo è brucia, Sì, dici, no? drives mai, hai sito nomás, drives mai. Una volta, usted no es caso, una volta era un que vendía Belecía Fraire y era un que vendía lo que se decía los ramos generales, ¿eh? Acá, diciamo para che la vendita era un po' tutte, Il commercio che accattava da una corda fino a un'automobile. fin automóvil, fin alla trebbiatura, fin a Ducatelier. Era un che andai a Chamé perché ten toccat corda. E era amic del che vendia, che faceva la vendita. Era lì, la misurava un po', ta, e buttava su la balanza, il pilum. Sì. E campava lì, perché la corda, la soga se pesava in essa Sì, epoca, sì. lì che vendia e diceva, ure che il padrone aveva pa, dis, un dette un meter e mezzo pi, ma ti dis niente. Pare che la buttare in meter e mezzo, la buttare lì, la pesai e la vendevo. Ma piccolo, era la medesima cosa, se, eh? Cosa, eh? Non è pa per niente. No, per stai bene, guarda tu lo che fai, eh? Sì. Proprio para él. Ahora vamos a ir con la medida de la Tierra. ¿Cuánto se medía la superficie de la Tierra? Un bel argomento, diciamo, perché ha per ciacciare Se abbastanza. ad per piacere abbastanza perché Belesina Argentina e terre perfetta comparazione per paragonare come dico tante volte il Cioè, piemontese là con loro è un po' diverso è un po' abbastanza diverso, diciamo, abbastanza diverso perché sia in un'alta quantità Sì. La hectarea. Come si dice in piemontese, la hectarea? l'ettaria non è ti Belesì insomma l'ettaria però è una parola che Roma parla i piemontesi dicono l'ettaro a una e gli ettari quante sono vere però dice che il nome lì proprio è l'italiano se viene cerca il piemontese ver 100 arie Cent'aria. Has vist che l'Etaria le falta Sì, l'Etaria, des arie, sì, sono cent'arie in Etalia. sì. In piemontese, proprio il vero piemontese da chi la san lunga, a disca alle proprio la cent'aria. Cent'aria. La giro ora il nome in italiano, è l'Etaro. L'Etaro. E E non è bene sì, un nostro, proprio nostro. insomma, Ni ettaria ni Etaro, ettaria. ettaria. Sì. Pare che varia la nettaria, diciamo, pare. 10.000 metri quadri. 10.000 metri quadrati. Saria 100%. 100%. Sería la superficie de 100% haces una hectárea. Una bota y veibele, sí, Paulín, a diciu la cuadra. Tenían tantas cuadras, decían. La quadra, ero pas acostumà a misurare in ettaria, in ettaro, No. no? Ero pas acostumà a sdovrava la quadra, che la quadra è abbastanza più grossa che l'ettari, Che l'ettaria, alla 7.625 metri quadri, Así que 7.000 tiene 16.000 y 620. 625 metros cuadrados. Le, Una è messa e un po', un po' P, un tocchettino. una frisa P, Sì, diciamo, per una messa e un po'. un pocket P. E dopo, lo che, bene sì, ero pa accostumato, ma la gente l'Italia adora il dire anche la giornata, Paoli. Una unità che noi ti dovremmo fare, No, la giornata intera. la giornata piemontesa, diciamo per lei, perché questa P piemontesa che questa sì, Più piemontesa che la giornata, che il nome lì, che la unità lì di misura,
con non più parecchio piemontese che No, fa, alle no. proprio l'ur, la dice qui, a disca si chiama la giornata piemontese. La giornata piemontese. Vai a la giornata piemontese, diciamo per lei. 3.810 metri quadri. Así que 3.810 metros cuadrados. Para que Nétaro va a ir a giornata. E in avanti 2,62 per fenetar. 2 giornate 62 para hacer una hectárea. Una hectare. Una hectárea. E dopo un'altra misura che adoro laggiù è la taula, Paolin, la taula. La taula. Sería per pasarlo alla Castilla la mesa, La mesa. pero es la taula. La taula que ha 38 metros,10. Así que tiene 38 metros 10 centímetros. Una misura che ve sì, insomma, pas costumata. No, Lulì, Eh? dovremmo fare la giornata meno il taule. No, Però no. quantità. Per fare una giornata vai le taule ne van. Des taule. Des taule ne fas una giornata. Sì. Bin. Ma per c'hai tutto su sì? Mi idea che se, 20 andè al libero. 20 andè al liber chi classa propegista e pique lunga, diciamo per lei. Disuma che se. Vamos a escuchar a nuestro amigo Giancarlo Ceruti, de Cereto, de Cereal Cereto, que fuma en Salud Gross, que fuma la presentación, que dice che la sa pique bin e pique lunga, diciamo, Sa perché è una persona che l'ha nasciuto, l'ha levato il Piemonte e come ha detto tante volte che è lunga ancora sporca terra. Proprio Perché per terra, per terra intanto sa. Vamos a escuchar a Giancarlo que nos va a, digamos así, hacer un panorama, un pantallazo y nos va a aclarar de la jornada y la taula piemontesa. Vamos a escucharlo. Buondì o buonasera a tutti i piemontesi dell'Argentina. Anche usiamo fare un cheat commentare, perché la chiamiamo mia amica Pablo Bano, azzurra alla giornata piemontese. La unità in misura della giornata piemontese. La giornata piemontese ha le 3.810 metri quadri. Va 2 giornate e 60 per fare nettaria, per fare nettaro. L'ettaro alle 10.000 metri quadri, la giornata alle 3.810 metri quadri. Perché lanciamo una giornata? Perché dopo per lavorare tutto il dì, dalla mattina alla sera, ha riuscito a lavorare 3.810 metri quadri. Era una misura che l'avevo fatta in nostri vei, hanno buttato una cubbia di lì a lavorare una giornata a terra, una superficie a terra, e da lì hanno misurato che due intendi ha riuscito a lavorare 3.810 metri quadri. Su sia l'origine del tempo, perché l'uomo di tala dai nostri vei. Una giornata terra è fatta da 100 tavole, la divisione della giornata sono le tavole. Va 100 tavole per fare una giornata terra. Ogni tavola, entonces, dunque, allora, ha 38 metri quadri. Difatti, sento il nostro Piemonte, si dice una giornata e 20 tavole, una giornata e 30 tavole, una giornata e 60 tavole. Sono tutte le divisioni della giornata. L'Aicatà 15 giornate e 40 tavole. E allora la tavola ha una divisione 38 metri quadri della giornata. 100 tavole da 38 metri quadri a fan 3.810 metri quadri, che sarebbe la giornata. Il valore della terra cambia tantissimo. Bene sì, una giornata terra nel nostro Piemonte, in quel momento sì, a può valere da 15-20 mila euro per giornata fino a 60-70 mila euro per giornata. Tanta diversità, dipende dal suolo,
suelo 1, suelo 2, suelo 3, suelo 4, no? Dipende dalla bontà della terra in tutto il mondo. La terra più buona, che è a Savianti, che sta a Elvira, è suelo 1 e lì vale tanti soldi, 60.000 euro per giornata. Lei fa un po' una spiegazione come sai me, no? La terra, ti leve le ettarie e è diversa. Beh, sì, la terra una volta era tanta terra, era da un padron sul, poi dopo l'hanno attaccato tutte i tocchi di terra e le venute fuori proprio la classificazione della giornata. Ripeto, una cubbia di bœuf che sbutta lì a laurè tutto il dì dalla mattina alla sera riesce a laurè 3.810 metri quadri e allora lì allenai è la giornata piemontese. Spero che sia abbastanza capibile, se ne vede manca chi cosa c'è a me che è nessuna esitazione. Ciao a tutti, è un piacere poter fare partecipi, poter fare conoscere, perché se chiama la giornata, vera cavallo, la divisione della giornata e tante altre cose che se le da manca vi spiego. Ciao a tutti, stai in gamba, tenga duro, giù da bastardo. Ciao a tutti. Tante grazie Giancarlo. Pi che c'è l'istruzione caladane. La vele spicceira, biti deva. Vedi deva. E una iepa nauta, Pa tanta, ma perché una frisa? Piace, caspérate, ves que las estoy con el vino en la testa. El lì che aveva da vendere la terra, ese que tenía que vender la tierra, e dan chamai, che i filet fer que son bel, la caca, le bella, el mulin, lo que acá decimos el molino, perché aveva perdere da beve alle bestie. E leva, che tal? Alle bunga sei pa, mai tastala. Chi anda via nauta? Via un'altra cosa, E dopo, y lo que vele sí, lo que acá en la Argentina, cuando se empezó a comercializar las tierras, cuando se vino toda la parte de la inmigración, la concesión, se llamaba, me compré una concesión de tierra, Pablito. Cosa sería una concesión a terra? La concessione, come dicevo i nonno, sai passa le proprie corrette, però nostri nonno dicevo parei. Una concessione è terra. Proprio parei. Una concessione è terra le fa una unità di misura. È la quantità che vendia, il minimo che vendio, meno non più spaccate. La concesión era el mínimo de tierra que el gobierno te podía vender, digamos. Tant sia il governo come un colonizzatore. En colonizar. Chi che vendia la terra vendia una concessione è terra. Una concesión. La concesión, ¿cuánto tenía, Pablito? Questo che te lo dice un quadre, perché era parai come parlavo una volta. Sí, una volta dicevo para él. 20 quadre. Una concesión tenía 20 cuadras, así que serían 33 e mesa d'etaro. Así que 33 hectáreas y media. Una concesión que era lo mínimo que te vendía el colonizador o el gobierno, en los primeros tiempos, era una concesión. 20 cuadras, porque una vez se medía en cuadras, que son 33 hectáreas, Paulín. Para que clica catava, lei catamen quadrato terra, dicevo. Un quadrato terra, proprio il quadrato la gran maggioranza dei coloni e ve le sì, la gran maggioranza sono 133 ettari. 133 ettari. Che se andiamo a andare in Saltem, i 133 lì hanno fan 80 quadri. 80 quadri. 80 quadri sarebbero 4 concessioni e 20. E la misura sì, dai 133 a sun pa, insomma, parai tipo di spatra i 133, no. Perché la misura è dalla metà del cammino alla metà del cammino. Metà del cammino. Ti 6-7 metri secondo la colonia, i cammini strani, come spieghi un po' i piemontesi là, che noi gli strani c'è un cammino, ma che alle covindine, in piemontese. Il cammino 6-7 metri secondo la colonia, to quadrato terra sta con misurello dalla metà del cammino all'altra metà del cammino.
Pare che Darlico, E 4-5 metri intorno a sì, Vicente 33, sì, diciamo, pare. e fancun picit, ma Eh? 4.000 metri al Vir d'Antun, che è sempre P, Cioè, per 6, Anna cavolo. 2 ettari Sì, e mezzo. quasi Sì, 3 sì, ettari, diciamo, sì. pare, maca 4 metri. Sono menticamenti. Contas mía, Paulín, se no con un pot música, ¿eh? Para Dai, todos nuestros amigos que siempre nos piden un poquito de música, le vamos a poner una linda canción, ¿eh? Ahí vamos, y a la vuelta seguimos hablando de las medidas piemontesas. Ahí. La standina calzina, cui va che col pule, la figana bianchina callulassa sempre a pe, la sera il va cugliese, senza neanche a mangiare, ma quando il gala canta leva il filo a travagliare. E quando arriva il sabato, che piova o faga bene, al ciapa il motocarro e il van gira ferrabel, dai piole dal paese, i lo cugno su tuc, le unca i piazza al fin, ma ci fa troppo stira giù. E campa giù, Barbera, e campa giù, Moscato, e campa giù, Dolcetto, e campa giù, Varela, e campa giù, Erbaluce, e campa giù, Arneis, e campa giù, Bunarda, e campa giù, Spanna, e campa giù. E dopo la quarta piola, la sta più in ampe, al butta la seconda, parte marcia andare, ai va una mesurata, prima che si renda cult, cale conta il parcheggi e gira sempre in tu. Fortuna che è il Perù, che la sta di dare, la visto sagrina e la punta e bel caffè, sata non tacca drega, tutta si è ciacciare, cuntaie che una vira ce la fava il sommelier. E campa giù la fresa, e campa giù Grignoli, e campa giù Malvasia, e campa giù al Nepier, e campa giù al Passito, e campa giù al Barbera, e campa giù Moscato, e campa giù al Dolcetto, e campa giù Barel, e campa giù l'Erbaluce, e campa giù l'Arneis, e campa giù la Bunarda, e campa giù. La funna la mulalo, stufiata su porte, e cerca lento viola la cuna in capi perché, al vina venta bello, ma senza esagerare, perché a tire si ne rotat lupi dal dare. Bien, dopo una bella canzone, Paulín, mia, senduma un po' a vedere Lucalè la misura della fioca, la medida della nieve, Paulino. sarebbe per fare un po' da equivalenza tra noi e il Piemonte, perché parlare della terra belle sì, noi i piemontesi da sì, in Casuma, fioca in epoca Non niente. è poca niente. Parliamo della misura della fioca. Vamos a hablar de la fioca. Paulín, una spurina, Però una spolvoriata, una Una- spaurinata, poca niente. poco e niente. Appena, diciamo, apenas marcónoma, 5 mm. 5 milímetros. En mes del Paulín va a ir de nada.
En centim. 1 centímetro es en mesdil. En dil, dui. En dil 2 Due centímetros. Es ve que el cada fai la misura la via il dil abbastanza grosso, Sì, grosso, grosso. Parai che en dil 2 centimetri, qua dil 2 centimetri. Centim. Eh? Sì. Alle cavie, Paolino. Alle cavie, al nostro viso. All'ottoviso, Ah. La nieve all'ottoviso. Quanto tiene? Alle cavie 15 centimetri. 15 centimetri. Vedi che la via con i pe abbastanza lunghi. Sì, però, ora non pagavasi i soc. No, Sì, una di due. una branca quadril, Paolino. Che parola sì la duravo, sì, una Cioè. branca e qua di 30 centimetri. 30 centimetri. E qualche disuma, l'uma la fiocca fino ai ginui, Mes meter, un 50, medio metro. 50 centimetri. 50 centimetri, come la viu la pauta e el barro, como se llama, hasta el ginui, hasta la rodilla, digamos así. I ginui, fino Sì. ai ginui. Al caval, quando arriva al caval, Allo stomaco del cavallo, si dice. Sì, cada al caval è 75 centimetri. A 75 centimetri. Ai gemmu, Ai gammu, allo codo, allo codo. en meter e des. En mettere adesso. Fino al mentun. Fino pa. al mentun. Lì sei già abbastanza mal piazzata, Abbastanza per le spande avanti. No, mia, se nasce fioca fino al mentun, Sì. 60. 60. Hasta il mentón 1,60. Ma dopo Belesì, svei che l'era patano out, che No. mica misurava perché se il mentun la via a 1,60 m, l'uma atquata. Atquata. En meter e 76. Lei che l'era a 1,75 m la misura, Sì, perché... Suta la fioca. Quanto è quata, se mal piazzata, mal piazzata. Quata deva di giù una volta Sì, Belesì, sì, perché Belesì la fioca la viu pa, ma quata deva di giù, Sì. Pare che in mettere stante ses Ses suta fioca. sotto la fioca. Niente che fai. Finit fene. Picche spettecca sulla funda. Per c'è un po' d'aria, Sì. no, Domande con te Lucale la misura della velocità, la medida della velocità, Paolino, Tacuma. Dai giù. Tacuma con una sblua o una faluspa. Che seria una cispa. Una cispa. La sblua è una parola che la perduce, ve le sì. Per Sì. il nono alla cispa la chiamavamo la sblua. ve le La sì. sblua. La sblua. Sì. Una sblua aveva 900 km all'ora. Ah, ma dai. Niente piano, No. Una fusetta, Paolino. Una fusetta, belle sì, fet fusette. E era cure la l'euro, insomma. Sì. Aveva pochi Sì. soldi, mangiare patanzoen. Ma belle sì, tu che summa a min cammina a parlare della velocità. Una fusetta cosa sarebbe? No, è un'altra cosa una fusetta ve le sì. Alle pelese in coete. Ah. Coete in piemontese si chiama fusetta o i feu d'artificio si chiama con fusetta. Però non lì che dizia sti che noi ve le sì diceva un che faccia fine Sì. a fusette alle cobindite. Alle cobindite. Però anche il caso sia il coete o lo fuoco d'artificio Ah, vai, no. una fusetta. A curo a 790 km all'ora. Ma dove? Una bala da sciop, Paolino, a spara come una bala, dici una volta. Va come una bala, la porti come una bala. Quello lì. 500 km all'ora. Bene, 500 km per ora, Una bala da sciop, da spara come una bala, ondasia come una bala. Andasia come una bala. Una lipa. Una lipa che stasera le proprie piemontesa, Sì. una unità di misura piemontesa, la lipa. Che per essere la unità di misura e anche in gioco che la stai il pari del baseball. Ah, bene. Però anche il caso sia una unità di misura piemontesa. Piemontesa. Vai. 200 km all'ora. 200 km per ora. Un treno, Paolino. Un treno o un tren 100 all'ora. 100 all'ora. Una leu. Una l'euro, 60 km all'ora. A curia come una leu. 60 km all'ora. Questa sì, l'uma scutala, ma mai fai a mente ed lucalera la velocità. No. È un can senza balle. È un can senza balle. Vai da... 40 km all'ora.
sparava come un can Se passa senza con vale va piano, c'ha una pa. A una- Senza vale, Avanti. vicino io ti l'ascoltavo a dire che lì cammina tutto il dì come un can senza Sì. vale. Non è che In velocità no, a 40 all'ora. 40 all'ora. Una lumasia, seria un caracol. Una rimasa in caracol, Ma una lumasia, sì, in chilometri all'ora. 1 chilometro all'ora, ma le pa una cosa di una realtà No, però sono misure parai comparative. comparativa. Quella che è una realtà se è la LIPA che sia La lì. alle unità piemontese. Paulin, questa co mai ascoltata? Un gamber, En gamber che sarebbe lo che noi diciamo in camarón, un cangrejo, Cangrejo. un langostino. cavandarecca Meno adesso. Sì, Sì che buge spazio. Eh. Se vas come in gamber vas a andare. picche pian fermà come un gamber, vas andare meno 10 km all'ora. Meno 10 Eh? all'ora. Dopo, Luca, no parlé un po' de lo que pesan las cosas, cómo se comparaba el peso de las cosas, digamos así, en cosas proporcionales grandes, digamos así, vai a passarlo lì, un È bastimento, un bastimento che sarebbe una barca. un vapor. barco, quanto pesa come un barco, pesa, 4.500 a 2.000 tonnellate. tunnel, Quello lì è l'embastimento. un treno, Un treno, il treno o tren, da 400 a 650 tonnellate. tunnel, al vagone, Il vagone, 35 a 78 tonnellate. un tamaño, Un tamañón, que sería el acoplado. el acoplado, El que acoplado tenemos para acá, nosotros, un remolque, un tamañón a pesa da 1,2 a 4,5 tonelate. Así que de 1 tonelada 200 a 4,5 toneladas, Sì. el tamaño, una caretta, Una carretta lì caluma già i chilo, A una los carrettita, kilos. una carretta. Da 30 a 80 kg. ah, una carie su tanta, anta fet forza per portarle, Sì, sì. una bella caretta, Le piena è una roba greva perché 80 kg. e una caria, Paulín, Una caria di scavata 20 a 50 kg. de 20 a 50 kilos, una caria, piccit che lui un sacco, È un sac, sarebbe una borsa come diciamo noi. una bolsa, Da 10 a 35 kg. de 10 a 35 kilos, una sigila, Paulín, Torniamo al baldo, alla tola. alla tola, Alla tola, al a lo baldo. que pesaba el contenido, digamos así, de un Sigilin, balde. sigilin, da 8 a 15 kg. Eh? Più o meno. Più o meno, Più o insomma, meno, parai, no, parai. Secondo che ti dice 30 Sì, cose. sì. Le paestes vite più che piume, No, no. È sua differenza. Una miria, Paolino. Una miria, che sta sia le cose una misura che è pas comparativa. Esiste una misura piemontesa che può dire una miria o un miria, le maschile e femmine. Come due le ciamello va bene. Su sì, 10 kg. 10 kg. non già parla lì. No, perché è precisa, è una misura precisa. 100%. 100%. Ma come una palà? No, una palà, secondo, una palà va da 2 a 5 kg. A 5 kg. Se tu una pala mia cari a patan perché le già frusta, forse che lei dovrà. Ah, mica dico, Prima pala 2 kg. mica dico che l'avevi a marzà perché la via lì puntaia No, sul campanone. frusta dovrà. Una palà. Una gran pa. Una gran pa. Una gran Questa pa. sì, vi la cerché abbastanza. Una gran pa per essere Ah? una pignà parei. Sì. Lo pesa va da 40 a 150 gramma. Scordi bene. che il grammo è le gramma, Sì. stessi che malo. È una gran pa. Per essere lì, o per comni dal Gran Plin, che il Gran Plin si chiama cerchio in italiano, Sì. che sarebbe una sappa cita con il mani lungo. Bene. Ma per venire dal Gran Plin o dal Plin. Bene, bene. Ambrai, Paoli. Un braio va da 20 a 30 grammi. Se si incomincia a vedere, un braio. Ambrai. Pianta lì. Bene. E un cicilin. E un cicinin alle con una frisa, dai. Cicinin, frisa, fervaia, sono tutte sinonimi.
De 1 a 3 gramos, diciamo, Sì, però. da 1 a 3 grammi. Poco e niente. Poco e niente. Poco e niente. Cicinina va per tutte le robe citte, come frisa, è una cosa parecchia. Una frisina. Una frisina, cicinina. Più citte che una frisa, Sì. diciamo, però. Non è che ve le sippi che frisa dura un po', però alle consi non. Sì, proprio per lei. Bene, l'uma alla fine, Paolin, il tempo, come diciamo sempre, all'encretino. Asnava via in tempanente. Ah, niente proprio. Niente, perché in è tante pene, per la gente che seguitela, prende, avei, lese, cerca su dal Facebook e tutte le cose sì, di misure in è per lese, per ten e per vende. Per ten e per vende, per dice, Sì. ancora lì. Bien, l'uma alla fine, llegamos al final de la programación de Ale para la Fare, en que l'uma fa un po' più lunga, perché per l'uma tagliela, l'uma la sa che cose andare, ma che cose belle sì, che douravo belle sì, enta che teníamos que decirlo. E in è panauta. Ahí resta panauta, Se se no no. con la viu puntai e notai, Eh. y tú te notas per varie. Para que, así que bueno, para todos aquellos que quieran saber, busquen las medidas en piemontés, falta le misure dal mecánica, Ahí es. Ahí en Barum. en Barum. En Barum en misure piemontese. Para emprender nadie. Bien, nos vemos, si Dios quiere, las más que ven, con esta programación, dale para y la Fare. Sarà fino alla smana che ven, quando il numero torna, sì, abbatte il tacco. Ciao ciao a te. Se sentuma. Assenchuma, ciao ciao. Auspician Ale Pareila Fare, Ribueiro SRL, El Seibo Librería y Juguetería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Acompañan esta transmisión Canal 6 Cooperativo Freire, FM 100.1 de Freire, Radio Impacto FM 98.7 de Porteña, Radio Colonia de Colonia Marina, Canal Cooperativo de Alicia. E brindumana allegria e poi dumana canta.